Tutti che litigano. Mamma mia, questa città fa paura. Ma questo è tutto contromano. No! Tremano le orecchie. No man, quando è così ho paura. Bella, spettacolare. Ragazzi, questa volta si parte direzione Sicilia. Le moto sono cariche, Antonio è carico anche lui. R6 e MT-09 ci accompagneranno in questo viaggio, sempre casa Yamaha. Ormai siamo circondati dalle giapponesi. Le gomme sono calde. No, non sono calde. C'entra le gomme calde. Stiamo andando al porto, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di spesa per le 11 ore di nave che ci aspettano. E salutiamo mamma Pezzi col pugnetto, vedi questa volta è diverso. Ci vediamo quando torniamo. Grazie al capo. Io la vedo dura guidare con queste borse, però. Ah vai, sali e spostala, va. Ce la fai tu, sali ad andare indietro. Spingo. Vai, spingi un po' davanti, no, là. No! Ok. Vai, come al solito io parto in riserva, così ho la moto più leggera. No? Sta in riserva, è più leggera. E questa c'ha la sterzata stretta pure lei. Oh, il povero bello viaggio è proprio lungo e fatto un po', eh? Sì. Oh, non mi sono mai messo così giù nelle navi. Non sono mai sceso nel sottopiano. One eternity later. Siamo bloccati, ragazzi. Tutti che litigano, tutti nervosi stanno. Si dorme male sulla nave. Si vede la differenza tra chi lavora e No, vabbè, no, non parlavo di ragazzi, anzi. no, intendo da solo. Ah, sì. Tanto ti aspetto fuori. Oh, mamma mia. Qua si è alzato il panico. Scusate, un'informazione. Io devo andare al corso Calata Fimi, però mi fa andare da dentro al porto il navigatore. Scendi, sinistra, arrivato là al semaforo di nuovo a sinistra. Grazie mille. Somewhere, logger brings out. Rescialo non mi prendi, 3 mesi 3 stipendi. Anto, vieni qua. Alla Napoli senza targa, perché quello è il CVM, non è targato. Sicuramente sta senza targa. Ecco perché, vedi, eccolo. Palermo è uguale a Napoli. Oh, guardalo. No, questa città fa paura. Già è tipo la sesta persona che becco senza targa, senza casco. Nice. Si buttano un po' alla Katsumo come gli pare, piace. Mi infilo lo stesso, anche se la situazione di guida è abbastanza pericolosa. Che casino, le strade fanno leggermente come Napoli. Mi sento a casa, ragazzi. Cazzo, ma stava da sola, ha fatto tutto da sola, ha accelerato da sola, ha frenato da sola, poi se la voleva prendere quello davanti. Women. Non si attraversa avanti ai pullman, ragazzi, soprattutto col semaforo rosso per i pedoni, cioè quindi verde per noi. Dai, oh! Levatevi da. Che dobbiamo proprio seguire, si può dire. Io li sorpasso sti gran cazzo. Bombastic side-eye. Criminal offense. Inizia ad essere familiare la strada. Sì. Oppala. Oh, che bocche vi preso! Sono le 8:30. Siamo appena arrivati a Palermo e naturalmente Un cazzotto dietro l'orecchie! come fai colazione? Arancina. Ragazzi, vedevi pronti? E adesso iniziamo a fare un po' di casino per Palermo. E ragazzoli, adesso inizierà un cosa vuol dire guidare a Palermo. Ragazzi, cambia ben poco da Napoli, è veramente tutto uguale, dalle cose positive a quelle negative. Madò che casino. Però qui non si mettono in doppia fila almeno, dai. Oh, e questo momento l'ho detto, non l'avevo vista quella macchina. Dai, faccio un po' il napoletano, mi infilo a destra. Ops, vabbè dai, siete abituati anche voi a vedere questo? Penso di sì, almeno spero. Vabbè, io continuo ad infilarmi piano piano. Wait, tu non mi venire addosso, mi stava prendendo. Adesso sta fermo con la freccia a sinistra. Ma che fai tu? Sì, io lo sposto perché da voi devo venire.
Ui, fai da te per forza, 1,760 no. In confronto a quel 2,65 che mi ha spaventato. Madra! Quanto stai bevendo? Quant'è il finanziamento? 22. €1 a mese. Ecco a lei, grazie mille. Madonna santissima! Prego, prego, mi venga addosso direttamente. Buonasera. Madonna mia, le strade fanno più schifo di Napoli, mi ero dimenticato di questo particolare. Diciamo che è un po' bloccato oggi, Sei un testa di cazzo. Vabbè, ora mi butto di qua, ti faccio accompagnare il traffico. Le strade fan pena, sì. Anche qui hanno passato la fibra e poi hanno lasciato tutto rotto. Pezzi di merda. Ma quel comune che è vero che non si cura di queste cose, come a Napoli. Palermo è uguale a Napoli. Lui ha fatto la giocata dell'anno. Marciapiede ha fatto prima di tutti. Bucato a distanza. Ciao Anthony. Quanto è cattivo questo doppio Spark. Il mio napoletano preferito. Abbracciami un po'. È diventato Pacchiti Bucci. E ragazzoli, adesso inizierà un... si muove il gas. Ma vogliono troppo per ripararlo. Perché poi si è rotto il pezzettino qui sotto che si infila nello sterzo. Pezzettino di plastica. Vabbè, ci procureremo anche. Oh, wow. Quello è proprio tipo rampa. Che adrenalina. Corri ragazzo laggiù, non ti fermare mai tu. Ma cosa sono quei panni stesi là? Ah, ci sono persone che abitano nelle roulotte e c'hanno i panni stesi così. C'hanno gli stendini a cielo aperto. Non si vogliono togliere? Ma Napoletano mio! Che si dice? Che si dice? Come va? Si lavora? Si vede. Questa è carne. Questa è fatta con la stampante 3D. Ma che stiamo scherzando? Later. Che bordello. Bellissima. Mamma mia, un missile Terraria, veramente vero. Ma mamma mia, sta cosa è illegale. Già lo so ragazzi, non renderà, ma fa un casino assurdo. Il bello è che esce di serie, cioè già senza il DB Killer, perché è racing. Mi stai sparando in faccia, scusa, Poi io mi sono fermato per farla passare e ho approfittato per superarmi. Ma che c'hai, il Ferrari? Ma che bell'effetto ragazzi, spero renda dalla GoPro questa luce. Ci sono quei raggi che fuoriescono dalle nuvole. No, non rende proprio per nulla, quindi ecco una foto di un tramonto. Wow, che brutto fosso che ho preso. Il suono di questa però resta sempre più bello, Ho tamponato un M1000. Basta. Arrivano le sfiammate fino a qua. Guarda, guarda, sta facendo uscire le persone dal negozio. Basta, comunque mi sono stancato dello scarico originale ragazzi. A breve vedrete uno scarico mega iper super ignorante sulla 09. Ci vuole un tubo innocente qua. Basta con quello. Così la facciamo suonare per bene. Basta. Tremano le orecchie.
Tremano le orecchie a me, sto vicinissimo. Ma non ti fanno male le orecchie col casco jet? Non avevo quello, le ho persi davanti. Ah, già le hai perse lì. No! Madò, che bello, fra. Ah, finalmente si riparte. No, ma qua non ci posso mettere tattana, ci devo mettere una canzone siciliana. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno. Piacere. Tu fatti un calcolo. Guidare a Napoli. È uguale, sì. No, lo so. Ormai ci sono abituato. È la terza volta che ti vedo. Ormai sono di casa, ragazzi. 7,50 bianca, ti ricorda niente? Ah, sì, ho fatto l'aggiornamento. Oh cazzo. Quanti chilometri hai per le strade belle che abbiamo? Non ci fai niente, sono cose che possono capitare. Anche io ho un ginocchio così in queste condizioni per la 30 strada. punti, 2 placche e un bullone a 50. Mamma mia. Che casino sta succedendo? Peggio di Napoli. Ma che cazzo. Io mi metto dietro, me ne vado con calma. No, ma sono scarichi completamente illegali. Quando è così ho paura io. Paura, Potter. Ah? Zero! Non ha capito. Bella, l'hanno asfaltata, me la faccio tutta pinnando questa. Bella. Una mucca, ciao mucca. Che bello, mi sto divertendo. Non conosco le curve, quindi mi è difficile buttarmi in curva non sapendo poi come taglia. Soprattutto perché se stai in impennata devi predire prima quello che dovresti fare poi. Ma perché così piano? Ma quanto è bella Palermo! No, ragazzi, se rimarrà sempre Napoli, però stupenda, ragazzi. Spettacolare. Bello. Che bella scena poi! Il vitellino che beve dalla mamma con questo paesaggio. Guardala che bella, mi sta anche guardando. Questo è il bello delle moto, ragazzi, vedete? Queste esperienze le vivete viaggiando. Impenni troppo veloce. Mamma mia ragazzi, che bello questa nebbia, questo clima, cioè questo mood tenebroso. Ma che stiamo all'Inghilterra? Ma com'è? Le curve, l'asfalto buono. Che mood, veramente. Sta piovendo. Però è bagnatissimo. Fra, ma io sto parlando da Dio, io mi sto mettendo a impennare, sincero, perché tanto le curve della strada è umida, quindi mi sto divertendo a impennare. La moto ti va sempre bene, non te? In che senso? Nel senso, adesso in questo momento la moto ti va perfetto, gira bene. Penso di sì. La mia non lo so perché. Ma perché sei salito, dici tu, per un cambio di pressione? Sì, non cammina. But now he's dead. Boh. Come disturbare la natura? Sì! Sembravano i carabinieri, mi sono cagato sotto. Slitta tutto a me ragazzoli. Sta tutto bagnato, fra. Ma tu ti rendi conto che dal mare, il sole, che c'era da zona da me, i nuvoli, ho finito all'acqua. Oh no, fritto l'acqua. Bellissimo. Ma a me mi servono 10 metri per impennare. Io tanto impenno piano, io sto imparando a fare alcune cose. Aspetta, dai. Hai visto come faccio, fra? Ma mi rendo conto anch'io che sta avendo sempre più controllo, mi sta piacendo sempre più assai. E vai, dai, scendiamo, Devi fare benzina, ci siamo dimenticati prima. Oh, la prima pompa di benzina, fermiamoci. Che strada di merda. Che testa malata con quella cosa. La banda di criminali. Che figura di me. C'ho la moto che mi si sta imbrattando. Bisogna di camminare. Oh! Fuori di qui! Ma siete dei pazzi ancora a rimanere! Ragazzi, che cose non fate le mai.
Ma perché ha fatto ciò? Ma qua comunque è peggio di Napoli, veramente. Polizia sia da là e da là. Ma allora mi fermo. Ah, c'ho la frizione che è di fuoco, basta. 2000 years later. Fa freddo ragazzi la sera. Si è tolto lo scarico? Come non c'è? Ora hai rotto le palle però. Mamma mia. Mamma mia, è un casino peggio di Napoli, veramente. Anche qua le rotonde funzionano al contrario, si fermano loro nella rotonda. Siamo troppo quali. E poi c'è chi non dà la precedenza, giustamente. Ma tanto lo vedi in diretta. Ma non l'aveva visto! C'ha cavalloro, mannaggia. Ah, questo no, non mi. Boh. È assurda sta città. Veramente è peggio di Napoli. Non so dove abitate, dove era la casa. Al corso Calatafimi. Quello, ma dove? Alto o basso? Ma io che c***o ne so, scusa. Sta solo lui. Mamma mia, come traffico è peggio di Napoli pure. Mamma mia. Ci sono zone che sono proprio paralizzate. E noi stiamo a metà qua, a metà di questo viale stiamo. Sta questo tutto contromano. Cioè tutto a contromano. Sei una criminale, sei una criminale, sei una criminale, tutta contromano. Cioè ha avuto il coraggio di rispondere pure e tu? Cioè questo ha tutto questo contromano, ha avuto il coraggio di rispondere e tu? Ci vediamo più tardi. Ragazzi, sta per iniziare il casino vero e proprio. Arriva la polizia! Documenti! Ma vuoi finire, cafone? Bellissimo! Ma io ho perso un timpano! No, non ho la patente! E puoi insegnare solo, vai!